Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo del chakra della corona e così concludiamo la carrellata legata appunto allo studio, all'approfondimento di questi importanti centri vitali connessi a molti organi interni e al buon funzionamento del nostro corpo eterico e astrale. Prima però di entrare nel dettaglio dell'argomento di oggi vi invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se ancora non lo avete fatto, e di iscrivervi anche al mio canale. So che molti ci guardano ma non sono iscritti. Mannaggia, aiutateci, sosteneteci premendo il tasto iscriviti e ci darete dimostrazione insomma del vostro sostegno, e per noi è molto molto importante. Veniamo però al chakra della corona, così da approfondire un pochino la nostra conoscenza riguardo al suo funzionamento, al suo grande valore quando è equilibrato, e quali sono le principali manifestazioni di disarmonia connesse a questo chakra. Dunque, quando il chakra della corona è armonico e dunque è vibrante e sano, effettivamente il nostro pensiero razionale è molto lucido, molto profondo, in grado di cogliere il valore delle cose che ci circondano, delle situazioni che viviamo a livelli più alti, e a elevare anche il nostro modo di vedere le circostanze che viviamo. È infatti connesso ai sentimenti più nobili e puri, più disinteressati, quali per esempio l'empatia, la compassione, l'umiltà, la capacità di perdonare, e dunque sicuramente quello che ci permette di avere fiducia non solo in un disegno divino legato alla nostra esistenza, ma anche proprio nella nostra vita stessa, al di là appunto di qualsiasi particolare fede. È però dal punto di vista occulto la sede attraverso cui riceviamo le suggestioni, le informazioni, ma anche le energie proprio dai regni spirituali superiori. Esistono effettivamente, al di là dei 7 chakra fisici, moltissimi altri chakra minori proprio nel nostro corpo fisico, e altri chakra appartenenti al corpo eterico, al corpo astrale, al corpo mentale. Dunque in realtà i chakra sono tantissimi, ma sicuramente quelli che hanno una maggiore influenza sul nostro benessere psicofisico sono proprio i 7 chakra maggiori, collegati appunto alle ghiandole. Ma quanto a questo, alle ghiandole principali e agli organi interni nelle regioni che sono interessate proprio dal chakra. Quanto a questo, il settimo chakra, il chakra della corona, non ha particolari connessioni con gli organi di senso e con delle ghiandole. È però connesso, diciamo così, al lobo frontale, e non è adesso il momento per rispondere. Allora, per quanto riguarda le manifestazioni di disarmonia, allora abbiamo diversi stadi. Quando il chakra è poco funzionante, poco vitale, ci troviamo spesso in stati confusionali, cioè non abbiamo una chiara idea di cosa vogliamo fare nella vita, di quello che ci succede. Abbiamo sicuramente difficoltà ad avere comprensione sulle cose in generale, e ad avere un quadro, una meta chiara di dove vogliamo andare e di cosa vogliamo fare. È difficile dunque riuscire non solo a capire se stessi, ma anche a farsi capire dagli altri, e a volte anche capire gli altri. E, come dicevamo, essendo connesso alla nostra capacità di empatizzare, quando non è funzionante è chiaro che questa capacità viene meno. Quando è in eccesso invece il pensiero è esageratamente razionale, si diventa estremamente materialisti, tutto diventa un calcolo, e si perde appunto la connessione con i regni spirituali.
Dunque è vero, da una parte magari è debole, ma comunque c'è ancora questa apertura nei confronti dei regni dell'oltre. Quando è eccessivamente attivo, per paradosso non si percepisce più il senso di uno scopo superiore, ma tutto viene volto al materialismo e al mondo materiale, dunque fisico, della nostra esistenza, insomma, di quello che andiamo a vivere. Cosa abbiamo fatto? Allora, il Marietto Veneziano ha creato questo circuito che insieme ad altri compone una collana di circuiti radionici per lavorare sull'equilibratura, il bilanciamento, l'armonizzazione dei chakra. In particolare questo appunto è destinato a lavorare sul chakra della corona. Tutti i circuiti creati da Marietto Veneziano, che trovate comunque sul suo canale YouTube, dove spiega moltissime cose passo passo legate alla radionica, giornata di telefoni legate alla radionica, e sicuramente può diventare utile seguirlo anche se siete interessati alla radionica, alla radiestesia in generale. Il suo modo di operare quando crea circuiti appunto è quello di iscriverli all'interno di una cornice che è connessa a uno smagnetizzatore, a un disimpregnatore. Questa struttura mantiene sempre libero il circuito da interferenze esterne, non si satura di energie anche collegate al testimone, che possibilmente appunto lascerebbe su un circuito non disimpregnato costantemente delle tracce vibratorie. Probabilmente il lavoro poi con altri testimoni non risulterebbe più efficace al 100% o comunque al suo massimo potenziale, mentre invece in questo modo resta sempre sgombro da memorie diverse e funzionante proprio solo con le informazioni e le onde di forma emesse dal circuito. Vediamo che in questo cerchietto in testa al circuito compare il simbolo dell'Om, e questo è motivo di armonizzazione, ma anche un modo per non dover orientare il circuito a nord, perché appunto la presenza di forme circolari non richiedono un orientamento. L'emissione delle onde di forma è amplificata dalla numerosa serie di cerchi che proprio perché sono così tanti amplificano notevolmente i messaggi che sono contenuti all'interno. Cosa significa che li amplificano? Non è che diventano più forti quelli, ma diventa molto più efficiente il circuito, nel senso che se per impregnare un testimone di quelle informazioni vibratorie un cerchio ci mette un minuto, faccio un esempio per farvi capire come funziona, 9 cerchi fa praticamente accelera. Dunque l'esempio era al contrario: se un cerchio ci mette 9 minuti, 9 cerchi 1, questa è la proporzione, significa che la velocità è per 9 volte e dunque è molto più rapido, molto più efficiente e molto più efficace. Cosa troviamo all'interno del circuito? All'interno del circuito c'è il simbolo del Sahasrara, che sarebbe proprio il chakra della testa, della corona. È un bellissimo simbolo, è il simbolo del fior di loto, il fiore dai 1000 petali, che è da sempre segno di saggezza e di comprensione trascendentale, di connessione col trascendente, e dunque la possibilità, appunto, la capacità di una maggiore comprensione, di un ampliamento della coscienza, della nostra capacità di apprendere. E come si dice, io so
Non so come faccio a saperlo, ma lo so. E non so se vi è mai capitata questa cosa, ma spesso abbiamo la sensazione di sapere già, di conoscere già delle cose, infatti sono per lo più messaggi che riceviamo appunto da altre sfere, da altri corpi che appartengono al nostro essere. All'interno di questo del fiore di loto, cioè del simbolo associato al chakra della corona, c'è una stringa numerica. Questa stringa è stata estrapolata dal Marietto veneziano e serve proprio, è una stringa composta da numeri, sono estrapolati col sistema dei numeri cosmici, dei numeri busvi, e servono proprio a allinearsi alle vibrazioni che corrispondono all'armonizzazione del chakra della corona. Allora, la mia stampa qui è in bianco e nero, ma vi rassicuro sul fatto che il bianco e nero funziona al pari della stampa a colori, anche perché quando stampiamo in bianco e nero le tonalità cambiano in base al colore che era stato usato in origine, dunque le sfumature di grigio corrispondono alla gamma cromatica a colori. Dunque a livello vibratorio mandano in astrale e nell'eterico le stesse informazioni. Non vi preoccupate se non avete una stampante a colori, che andrà benissimo lo stesso. Voglio dire un ultimo paio di cose legate al chakra della corona, e che il simbolo di questo chakra, come abbiamo visto, è il fiore dai 1000 petali, il fior di loto, ed effettivamente useremo questo stratagemma nella meditazione che andremo ad associare e a abbinare all'uso di questo circuito, così da fare anche noi una parte attiva del nostro lavoro e di prendere consapevolezza di quelli che sono i nostri centri energetici. In questo modo lavoreremo anche sulla conoscenza del sé. Questo chakra è associato al colore bianco o viola in alternativa, e è collegato alla nota Si. Anche questa informazione può essere applicata nel momento in cui andremo ad agire con la meditazione. Come faremo a questo punto? Intanto, per l'applicazione di questo circuito, che potrete mettere tranquillamente in uso, soprattutto se riconoscete qualcuna delle difficoltà o dei blocchi che ho menzionato quando ho descritto il funzionamento o il malfunzionamento del chakra della corona, ma comunque potrete fare tutti i passaggi che spiega il Marietto veneziano sul suo canale YouTube, nella raccolta, nella playlist che ha dedicato appunto a questi circuiti, in modo che verifichiate se effettivamente è buono per voi applicare questo circuito e lavorare su un vostro testimone con queste onde di forma. Fa poi tutta una serie di passaggi di verifica e controllo che vi suggerisco assolutamente di andare a vedere. Lui ve lo mostra proprio pari pari per come va fatto. Per quanto riguarda invece la meditazione che andiamo a fare, assumeremo una posizione comoda, la schiena sarà eretta, le spalle rilassate, ci concentreremo sul respiro. Se vogliamo rafforzare un po' la percezione legata a questa meditazione, potremo appoggiare una mano sulla sommità del capo, magari la mano destra, la mano sinistra all'altezza del plesso solare, dunque lievemente sopra l'ombelico, e chiudendo gli occhi percepire quel tubo, come ho chiamato io in queste pillole, in queste condivisioni, quel canale centrale che è come fosse l'incavo, il passaggio di un ascensore, no? Che collega tutti i nostri centri vitali a livello energetico, all'interno del quale scorre appunto l'energia che riceviamo sia dalla terra che dai regni spirituali superiori. E mentre percepiamo questo scorrere nelle due direzioni,
visualizziamo che una luce molto bella, bianca, con delle sfumature di viola, entri dai regni superiori, perciò all'interno di noi attraverso il chakra della corona, e una luce altrettanto bella dalla terra risalga attraverso le nostre gambe e passi attraverso appunto il chakra della radice e per il tramite di questo canale interno che abbiamo raggiunga il chakra della corona. Insomma, c'è questo scambio reciproco di energie e di forze e andremo a concentrare queste energie nel chakra della corona, sulla sommità del capo. A questo punto possiamo immaginare di avere qui sulla testa un loto, un fior di loto, e quando riceviamo queste energie dai regni superiori e quando riceviamo anche dalla terra e va a confluire nella sommità del capo, immaginiamo che i petali si aprano e si schiuda questo meraviglioso fiore e che si saturi di questa bellissima luce che riceve. Non solo, che poi la emani a sua volta. Possiamo rafforzare questa visualizzazione imprimendo la vibrazione dell'Om, cantandolo sia a voce alta se ci piace, oppure anche solo mentalmente, vibrandolo intensamente, pensandolo proprio sulla sommità del capo, e probabilmente, perché no, sfruttiamo anche la connessione con la nota Si per far vibrare l'Om alla nota Si, qui sulla sommità del capo. Chiaro che bisogna sapere come suona un Si, ma potremo cercarlo e trovare assolutamente l'intonazione giusta. Ovviamente possiamo fare questa cosa associandola al respiro, perciò una serie di almeno 7 Om, ma il numero diciamo ideale sarebbe 27. Non vi chiedo tanto, a meno che non ne abbiate proprio il tempo o il piacere di farlo, comunque almeno 7 ripetizioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi ai nostri canali, vi do l'indicazione dove potete trovare questi circuiti e lo trovate appunto nella descrizione del video. Comunque sono tutti scaricabili gratuitamente sul sito www.ilcapitano.altervista.org. Vi aspettiamo nei nostri gruppi Facebook, i Casti Sacerdotali e Magie, Sibille, Tarocchi, Radiestesia, e mi raccomando dateci il vostro mi piace o iscrivetevi, anzi meglio entrambi, sui nostri canali YouTube. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto!